Buongiorno, a proposito di viabilità e di disagi determinati sulla Romea dai lavori verso Chioggia sul ponte del Brenta, sentiamo le dichiarazioni del sindaco di Adria, Omar Barbierato. Buongiorno, ieri mattina sono stato al tavolo convocato da Sua Eccellenza il prefetto di Venezia che riguarda i lavori sul ponte del Brenta e le conseguenze per i territori circostanti. Al tavolo era presente ANAS, la Regione Veneto, i sindaci di Chioggia, io e Cavarzere, e poi era presente, importantissima, la Polizia Stradale, proprio per analizzare il problema e le problematiche da tutti i punti di vista. Il risultato della riunione di ieri è stata la scelta, la decisione di Sua Eccellenza il Prefetto di dare ad ANAS e alla Polizia Stradale il compito di individuare e posizionare dei cartelli sia a nord che a sud del ponte per consigliare il traffico a deviare sull'autostrada, proprio perché altrimenti si rischia di creare poi una coda e quindi allungare i tempi di percorrenza. Questo è il risultato. Che cosa ho portato io ieri al tavolo? Ho portato la situazione che il territorio di Adria vive e le preoccupazioni mie. Vado nel concreto. È da più di un anno che noi registriamo un aumento del traffico pesante su tutto il territorio di Adria, non solo nel centro cittadino, ma anche nelle frazioni, nei paesi del nostro territorio. Quindi abbiamo un'esasperazione dei cittadini che hanno tutte le ragioni di segnalare una serie di problematiche legate soprattutto alla sicurezza. Abbiamo un dubbio sulle nostre infrastrutture che io ho segnalato opportunamente ancora a gennaio 2020 con una lettera proprio ad ANAS che riguarda la situazione del cavalca ferrovia, sottoposto a uno stress continuo proprio dovuto a questo aumento di traffico, certificato anche, e questo mi fa piacere, al tavolo di ieri proprio da uno dei dirigenti della Polizia Stradale presenti. Okay. L'altro elemento fondamentale che ho condiviso appunto con tutti gli attori e con il prefetto è quello che Adria è un centro di formazione per cui ogni mattina arrivano migliaia di studenti, gran parte dei quali arrivano proprio con le autocorriere, quindi noi su quelle direttrici principali che sono poche nel nostro territorio e che quindi sono interessate dalla deviazione Adria-Cavarzere che diversi mezzi decidono di prendere da un anno a questa parte, noi abbiamo un problema grossissimo proprio di traffico e di poter far arrivare in tempo le corriere giustamente alle scuole. Tra 10 giorni circa ci dovremmo riaggiornare per capire gli effetti di questa scelta.